Pronto? Arriva una telefonata in studio. Pronto? Ti sto chiamando. È lei. È lei. Sì. Buongiorno, signor La Rosa, sono Nenzi. Lo so, Nenzi. Io sto benissimo. Tutto a posto, gioco? Sì, qui tutto bene. Io sto benissimo, soprattutto quando la sento. La ringrazio, La Rosa. Lei È lo sempre sa. gentile lei, Lei non lo è che sa. mi fa un po' di corte lei, no? Lei sa che sono signorina. Scusi, non vorrei insomma che ci casco tra le sue mani, tra le sue grinfie. No, che lei è conosciuto, quello che lei è conosciuto. Quali grinfie? A San Giorgio c'è una fotografia davanti alla porta di San Giorgio, l'entrata del paese, diciamo, del nostro stato. C'è una foto sua, io non posso entrare perché lei è pericoloso, lei è un seduttore. Quindi basta una foto? Certo, c'è la sua foto davanti alla porta, no, io non posso entrare, cioè nel senso che lei non lo posso fare entrare, ti posso dare l'autorizzazione io, lo sa, no? Se vuole. Renzi, faccia come crede, io le voglio bene, perché insomma lei è ormai un personaggio che mi è entrata nel cuore, Lei più mi dice così e più secondo me lei sta mettendo le basi per una cosa seria, signor La Rosa. Io parlo. Non la vedo come un uomo di avventure, ci dico la verità. No, per carità. Lei mi sembra un uomo di relazioni, vabbè. È ancora sposato e lei è ancora sposato? No, sì, sposatissimo. Pazienza, cosa che ammazzo. Signora, perché mi ha chiamato oggi? Che problemi ci sono? Siccome abbiamo avuto un problema qua a TGS, ci abbiamo avuto un problema. Che problema abbiamo avuto a TGS? Noi a TGS. Alla vostra TGS. Tele Giorgio San, la nostra TV di San Giorgio. Telegiornale di Sicilia. Che è collegata con la Radio Giorgio San, abbiamo avuto un Radio problema. Giornale di Sicilia. Perché stasera abbiamo un'intervista importante, con no? chi? Che abbiamo una cantante, la nostra cantante Laura Pavesini, che festeggia i suoi 30 anni di carriera, signor La Rosa. Allora, guarda caso, ieri TGS ed RGS, quelle vere, hanno intervistato Laura Pausini. Chi? L'abbiamo intervistata io e Marina Mistretta. Laura Pausini. Laura Pausini e voi fate l'intervista con Laura Pavesini, che è la nostra 30 anni fa, c'è La Rosa, che al Festival di San Giorgio che presentava Pippo Baobab, quel famoso presentatore africano. Pippo Baobab proprio la presentò, che si capì subito che avrebbe vinto lei. La sola cutine cantò, una canzone meravigliosa, la solitudine, bellissima. E allora da quel momento in poi è diventata famosissima, quindi festeggia i suoi 30 anni. Ho capito. E stiamo organizzando una bella situazione qua al Grand Hotel Calì, che è il Grand Hotel dove facciamo le serate di gala, no? Sì. E quindi stiamo organizzando, cioè vengono tanti ospiti, sa? Sì, chi ci sarà? Viene quello, viene Mammut e Branco. No. Sono Mammut e Branco. Mahmood e Blanco. No, Branco, chiedo che ha fatto una canzone con Tina ora. Branco e Tina. No, l'abbiamo sentita poc'anzi. Tina, Blanco e Mina, la grande Mina. Tina, ma chi è Tina? Agatina, ma per gli amici Tina, no? Tina, la famosa cantante, Tina. Va bene, non metto canzone, si ricorda la canzone? Sì, qual era? La gazzella Pois, se la ricorda? La zebra Pois. La gazzella Pois. Non è una gazzella, è una poi zebra. Viene anche cosa? Viene Nina Arzilla. Nina Arzilla che ormai c'ha la sua età, Nina Arzilla, però ancora si mantiene. Zilli, ma quando mai? Si mantiene. Poi vengono i Neri per casa, che sono bravissimi, i Neri per casa. Sì. E poi vengono tanti altri ospiti. Ci volevo domandare, siccome non abbiamo modo, diciamo, di poter pubblicizzare, che abbiamo un piccolo problema tecnico, se potevo fare un attimo di pubblicità all'evento. Guardi, lo sta già facendo, lei lo sta già facendo, l'ha già 30 detto. 30 aprile al Grand Hotel Calì 30 San aprile, Giorgio, sì. c'è questo grande evento, 30 anni di carriera di Laura Pavesini, dalla sola cutine fino ad oggi, grande carriera che c'è uno sponsor, signor La Rosa. Faccia quello che vuole, che sponsor avete? Certo, qual è lo sponsor? Abbiamo la grande Super Miscela Calì. La Super Miscela Calì. Il caffè Calì? Non lo conosco, no, per la verità no. Non Super Miscela Calì. Qui da noi in Italia non arriva. Non se lo ricorda. Scusi, su Miscela Calì. C'è uno slogan famoso. Super Miscela Calì, il caffè Catari Cri. Non se lo ricorda? No, non me lo ricordo. Qualità rossa che ti arriva fino all'ossa. Esatto. Qualità ble che ci piace a cui è gay. Sì. E qualità oro a domani c'è tesoro. Va era bene, famosa questa pubblicità. Però devo dire una cosa, ricorda? guardi, queste pubblicità mi piacciono, sono degli slogan veramente belli, efficaci, bravo. Abbiamo anche lo sponsor, è tutta pronta.
pronto, stiamo preparando anche il catering. Abbiamo preparato il catering. Sì, anche noi ieri abbiamo fatto un catering, il famoso Barcali, che ovviamente fornisce tutto. Abbiamo offerto i fiori a Laura Pausini. Anche noi ci offriamo i fiori. Bravi. Sì, abbiamo la fioreria Calì, qua che sta portando tutto quanto. Sta preparando tutto. Sì, qua diciamo è il regno dei Calì, non so se l'hanno notato. No, l'ho notato, lo vedo. Ma lei c'è da fare, il giorno 30 c'è da fare. Guardi, sono a presentare il libro palco, altrimenti verrei, ne abbiamo parlato prima. Ce lo facevo trovare, un posto in prima fila ce lo facevo trovare. Senta, ma chi presenta questa intervista? Chi la farà? Chi la realizzerà? Dunque ci abbiamo qua, ci abbiamo come si chiama, la presentatrice che viene, come si chiama, la Sventura. Solo che l'altra volta... No, l'avventura, che è la Sventura? No, la Sventura l'altra volta non è arrivata, signor Lara, perché è sfortunata questa ragazza, è sfortunata. Vabbè, la vostra, no, invece la nostra, no. Simona Sventura, no, Simona Ventura è bravissima, è simpatica. Quindi non lo so, può darsi che la sostituisco io, questo non ce lo so dire. Renzi che presenta. Però abbiamo Amedeo, Amadeus, vabbè. Non Amedeo, un figlio da cosa, da micera. Un figlio da micera, va bene. Che bravo, lui se la cava. Sì. Quindi un figlio da micera non lavora nella micceria della... No, non è cosa, non sa fare i conti, non è cosa sua, fa il presentatore. Sa fare certi pacchi, un bestia che è, sa fare dei pacchi. I pacchi, sì, in questo momento i pacchi, vabbè. E vabbè, purtroppo, allora signor La Rosa, se lei si dovesse liberare, metti caso, vuole fare un salto. Però guarda caso... mi chiami signor La Rosa che non lo fanno entrare a San Giorgio. Guarda caso voi fate sempre le cose simili alle nostre emittenti. Perché ieri sera noi abbiamo avuto Laura Pausini a TGS e RGS, voi avete invece a San Giorgio Laura Pavesini. Ci sarà un'attinenza. No, la sola Cutine, la figlia del Chianghiere. Va bene. Fate voi. La saluto. Arrivederci con tutto voi. Grazie. Repubblica Popolare di San Giorgio. Arriverò. Aspettiamo.